Siamo tornati a Silius, dove prosegue il percorso per la promozione della filiera ovicaprina. Qui le tradizioni sono molto importanti e hanno le loro radici nella comunità rurale. Qui a Silius ci sono ancora gli antichi ovili, dove un tempo veniva effettuata sia la mungitura che la tosatura, alla quale oggi assisteremo. Le antiche usanze negli allevamenti ovini e nella produzione dei formaggi sono profondamente radicate alla cultura pastorale. Molte di queste sono state tramandate di generazione in generazione e sono ancora in uso oggi, spesso affiancate da tecniche moderne che migliorano l'efficienza e la qualità senza compromettere i metodi tradizionali. Ecco, questa è l'antica, quasi romantica mungitura manuale. Si vede la schiuma nel latte ed è bello, meraviglioso, perché dà proprio l'idea del prodotto naturale. Visitiamo l'azienda di Salvatore Frau, dove le pratiche tradizionali hanno lasciato spazio ai più moderni metodi di allevamento. Così vedremo la differenza fra la mungitura manuale e quella meccanica. Siamo presso l'azienda di Salvatore Frau che ha ospitato questa bellissima manifestazione di Su Tundidroju, un percorso tra le antiche usanze della tosatura, della mungitura, ma soprattutto della lavorazione del latte. Sì, abbiamo visto il cambiamento che abbiamo fatto con gli anni. Prima si faceva su Tundidroju, si faceva una grande festa, tutto l'anno si pensava per fare questa festa, per fare una bella figura, tutti chiamavano tutti gli amici e tutti si raggruppavano così per fare questa bellissima festa. Invece adesso la gente, non c'è più gente che vuole farlo questo lavoro, non si trovano nemmeno più gente che ci riesce più a farlo, quindi siamo costretti a chiamare questi che vengono da fuori. Da dove vengono? Prima venivano da fuori Italia, adesso sono anche in Sardegna. Questo fa piacere perché crea un po' di lavoro e di economia un po' per tutti. Quanti capi hai? Sono circa un 600. E sono abbastanza. Sì, perché adesso con questi costi che abbiamo siamo costretti ad avere numeri più grandi. Anche per questo siamo costretti a cercare questa gente per tosare, che prima c'erano capi 50-100 capi. È più semplice tosare 50-100 capi, come la mungitura meccanica alla manuale. Prima erano 50-100 capi e si poteva mungere tranquillamente a mano. Tu sei molto giovane e hai stabilito di continuare questa attività, che più che un'attività è una tradizione. Chissà se ci sarà un proseguo. Speriamo che lo continuino, almeno mio figlio, almeno per sfruttare quello che ho speso io qua, per costruire tutto quello che c'è. Tutto l'impegno profuso. Sì. Impegno, spese, tutto. E vita dura. Anche tutti i giorni qui in campagna. Non ci sono feste, non c'è niente. Però se non gli piace questo mestiere lo fa con amore. Queste sono le forbici che anticamente venivano usate per la tosatura e che si affilavano su una particolare pietra.
Nella tosatura a mano vengono utilizzati speciali coltelli simili a grosse forbici. Questo metodo consente un controllo molto preciso, permettendo di evitare ferite alla pecora e di curare meglio aree delicate. È un processo più lento rispetto alla tosatura con le macchine. Richiede un maggiore livello di abilità ed esperienza per essere eseguito correttamente. La tosatura elettrica è molto più rapida rispetto a quella manuale, permettendo di tosare tante pecore in poco tempo. Anche se l'uso delle macchine può sembrare più facile, richiede comunque una formazione adeguata per evitare infortuni agli animali. Assistere sul posto alla lavorazione del formaggio è un'esperienza meravigliosa, ma degustare formaggio e ricotta sul posto, quelli appena fatti, lo è ancor di più. C'è chi ha portato anche un antico strumento, suitu, molto caratteristico. Nel parco di Salineddus ci rifocilliamo con il pranzo preparato dai volontari della Proloco. Dopo la tosatura delle pecore, ovviamente c'è la raccolta e la lavorazione della lana, secondo l'antica tradizione, qui a Silius, come sempre. La lana si lavava, di solito si andava al fiume, si faceva il cuoco con i treppiedi, le bacinelle di ferro, sì, perché la prima procedura è tutta acqua calda per sciogliere un po' in ammollo, dopo mano a mano si faceva il risciacquo con le pietre in ginocchio come facevano nel fiume. Adesso questa è la lana che hanno tosato stamattina, ne ho preso un po' ed è l'ho un po' lavata a casa. Questa diciamo è l'ultima fase ma un po' accelerata come... E incominciamo con... ci sono tante impurità praticamente, è tutta da finire. Adesso un po' si disdrica così nell'acqua e cercare di un po' di ammorbidirla. Poi man mano come capitano impurità sono da togliere. Adesso facciamo una fase un po' svelta.
La seconda fase prendiamo questa lana che è già stata lavata ed è bella asciugata e si continua con la lavorazione a filo, togliere e si mette da parte fino a quando scioglie tutta Poi c'è la selezione. Questi fili più lunghi si fanno più per la tessitura di filati più grossi, invece quella più fine che è la più interna. Passiamo alla terza fase. Questa una volta che, come si può dire, noi diciamo craminata, dopo questo lavoro passa questo si prende e si passa sui pettini. Proprio per districarla districarla bene bene. Cioè praticamente è un lavoro lunghissimo. Lunghissimo, certo, perché adesso noi non siamo neanche pratiche a fare questo lavoro, ma le nostre nonne passavano le giornate. Beh, è già importante che continuate la tradizione, perché queste tradizioni... Poi una volta che l'hai finita praticamente, si passa anche 3 volte per riuscire a districare bene. Quindi nell'altra fase tutto a rotolini. Tutto a rotolini per essere pronta da mettere per la filatura. Da qui si passa al fuso, prendendo un rotolino, si gira di nuovo sulla sagannunga. E da qui si incomincia la filatura, si gira là il fuso e piano piano si tirano i filetti. Devi cercare ecco il trucco! Che non sia troppo grosso quello che prende. Mano a mano che tiri si aiuta un po' con le dita. E si arrotola per fare il filo, che poi deve venire come quella palla lì. Grazie. Sì. Praticamente ecco qua, questo è il risultato. Durante la manifestazione c'è stata la degustazione dei formaggi dei 2 caseifici siliesi, il caseificio artigianale Baupardis che produce formaggi al latte crudo e del caseificio Murtas con lavorazione semi-industriale. La Proloco di Silius con determinazione porta avanti un percorso di tradizioni e oggi abbiamo visto tante belle cose della storia agropastorale. Sì, allora con la manifestazione di oggi si chiude il percorso di riscoperta delle tradizioni legate al mondo agropastorale. Stamattina abbiamo visto l'allevamento ovino, abbiamo avuto la possibilità di conoscere la tradizione raffrontata poi a quella che è oggi la modernità, perché comunque questo evento mirava a promuovere la filiera ovicaprina, mirava a far conoscere quello che è diventato oggi l'allevamento siliese, ma aveva anche il compito di ricordarci dove siamo nati e da dove veniamo, e quindi il raffronto fra le 2 modalità di lavorazione l'abbiamo proposto per quello, perché comunque crediamo che sia importante far conoscere soprattutto alle nuove generazioni cosa eravamo e cosa possiamo diventare grazie a quello che eravamo. Chiude la manifestazione l'esibizione dei Scruzzonis, la maschera tradizionale del carnevale di Siurgus Donigala.
L'allevamento ovino e quello caprino, la produzione dei formaggi, la lavorazione della lana rappresentano un settore che ha plasmato l'economia di molte regioni per secoli. Qui a Silius non solo con impegno e determinazione si tutelano queste tradizioni, ma si fa sì che i visitatori ne facciano parte.